Ma io credo che se le parole semplificazione, meno burocrazia, progetto per il futuro hanno un senso, questo lavoro questo vorrebbe. Abbiamo due aziende in Veneto, le chiamo così, che ci fanno sperare per il futuro, l'export e il turismo. L'export vuol dire portare prodotti nostri all'estero, fare economia. Il turismo è portare turisti a spendere in Veneto. Per entrambe le aziende ci vuole un grande Veneto il cui marchio sia interessante per l'export e una bella cartolina di noi stessi per portare qua turisti a spendere. Ne abbiamo già 63 milioni di presenze e il turismo che cresce è quello delle città storiche d'arte, delle bellezze venete, che spende il doppio del turismo balneare. Allora questa azienda, la somma delle due cose, fanno il 20% del PIL veneto ed è la nostra miniera del futuro, senza invadere territori non nostri, senza fare in un giorno quello che non si è fatto in 50 anni, ritenendo bello lo sviluppo veneto, quell'economia che ci ha fatto ricchi e primi in Europa. Adesso dobbiamo in qualche modo, con leggerezza, con tranquillità, nella semplificazione, nel meno burocrazia, salvare il nostro territorio, salvare il nostro Veneto, renderlo più bello. E se è più bello è più interessante, se è più interessante portiamo qua gente a spendere, ma che vuol dire artigiani che producono, commercianti che vendono? Non è per qualcuno, è per il tessuto delle piccole e medie imprese venete che pensiamo a un Veneto che attiri economia.